Un paio d'ore siamo là. Sa che è l'unico modo con cui puoi andare su questa strada qua. Gippettina. Dai, vai su. Guarda, va itinerare il sentiero, devi seguire il 708, quindi giusto lì adesso dove stai andando. Dai, Bobby. Wow. Che panorama, Bobby. Bello, eh? Sì, sì. Sono rognosi pinza. Cosa? Ah. Si attacca a te e tutti gli altri li tiene lontano, ma proprio di brutto. No, non devi andare a destra, bisogna andare dritti. Lì c'è la chiesa, magari andiamo dopo il ritorno. So perché mi sono segnato il percorso, vai tranquilla. Sì, sì. 8. Sì. E vabbè che non è ripido. Non è ripido. No, ma figurati. Queste pendenze sono tutta salute, Barbara. Beh, è abbastanza facile da qua, dritti. Dai, vai che qui è quasi pianeggiante, vai tranquilla. È troppo facile, no? Esatto. Sì. Dai, vai. Sinistra è giusto. Una vallata interna, bella, no? 708, giusto. Ah, beh, qua a sinistra, bravissimo. Vieni così, Barbara, sappiamo che siamo sulla strada giusta, dai. È giusto il sentiero. Dai, Babi, numero 1. Vai, Babi, che ci siamo. Dai, che siamo arrivati. Sì, sulla destra e siamo arrivati. Sì, sì, sì. Vedi anche la croce da qua. Ronzone. Lago di Iseo. E la croce. Eccola, Babi, brava. Vai, a risultare d'obbligo. Brava. Brava. Guarda quella là. È l'effettiva cima, dopo ci andiamo su se vuoi. Io vado su. Brava, Babi. Eccola qua, cos'è? Wow. Wow, che bel panorama. Ti piace il panorama, Barbara? No, tranquilla. Enrico, dove vai? Qua, non ti preoccupare. Schia. Bellissimo. Wow. E vedere che panorama. E vedere l'Euroville. Senza paura. Ah sì. Vado per un Bellissimo. Bello, Babi? Pensa, abbiamo visto tante volte nella piscina e oggi invece siamo qua. O no? Sì. Ed ecco l'effettiva cima del Corno Bucco.
E allora, signorina Babi, cosa ne pensa del corno buco? Allora, la salita, la prima mezz'ora mi ha spaccato le gambe perché è tanto in salita, c'è proprio la strada che va così. Sì, è Dopo vero. va un po' a spianare, dopo c'è qualche salita e dopo c'è la salita dell'ultimo pezzo. Insomma. Mi ha stancato un po', devo dire la verità. 2 ore e 20 di camminata, almeno noi. Dura un quarto. Noi siamo lenti, Sì. anzi io sono lenta qui. 2 ore e 20 arriva sulla in cima. Ecco, arriva lì, ok. Per il resto Il panorama è bello, si vede il lago. si vede l'Euroville. Si vede l'Euroville dove noi d'estate andiamo a prendere il sole, c'è quella piscina lì che dà sul lago. Ormai siamo clienti fissi, quindi io ve lo consiglio di andare, è bellissimo. E basta, insomma, adesso abbiamo pranzato, il solito panino e fra un po' scendiamo di nuovo. Ciao Emandi, ciao ciao! Stanno facendo qualcosa di divertente, dai. Un'ultima cosa, che l'avevo già detto un'altra volta in un altro video, ma lo ripeto perché la gente evidentemente non ci arriva. Le immondizie, anche se sono vegetali, se le porta a casa, questa è una carta, lì c'è un altro pezzo di arancio, una cicca di sigaretta, lì c'è un pezzo di mela, cioè è veramente... Sì, perché se ci tocca portarla a casa noi. Noi adesso li portiamo a casa, però non vi costa niente mettervela nel vostro zainetto e Esatto. buttarla nell'immondizia di casa, insomma. Esatto. La natura di tutti, le montagne sono di tutte, teniamole pulite. Un'altra cosa, bellissima notizia, che l'ho sentita ieri mi sembra alla radio. Da oggi si possono sentire in streaming in tutte le app di musica, le app naturalmente regolate dalla legge, quindi tutto in regola. Si può sentire finalmente in streaming le canzoni di Battisti e Mogol. E vai! Patrimonio d'Italia, patrimonio di tutti gli italiani. Un bellissimo pezzo della musica italiana. Ciao!